Decine di migliaia di giovani coinvolti a loro insaputa nel collaudo della riforma della modalità di accesso a medicina, odontoiatria e veterinaria. Una svolta epocale messa in atto senza aver prima mai sperimentato la robustezza del processo. Ho letto decine di critiche alla prova di accesso centrate sui contenuti, sulle materie, sui modelli di apprendimento. Argomenti centrati, ma tardivi. Nessuna nota sull'impropria scelta di far pagare a studenti, studentesse e loro famiglie costi e conseguenze di un processo disegnato male e applicato peggio. Corriere del Veneto, giovedì 18 dicembre 2025. C'è posta per il test di medicina. C'è un legame simbolico tra il 21 giugno 1999 e la 2 giorni 20 novembre e 10 dicembre 2025. Sono date cariche di attesa che segnano svolte radicali ad alto impatto per la società. La prima rimanda all'avvio del servizio posta prioritaria che accompagna il rilancio di Poste Italiane nel pieno della strategia di ristrutturazione avviata da Corrado Passera nel secolo scorso. Le seconde sono le date della prova d'ingresso a medicina dopo il semestre filtro, in realtà un bimestre, riforma chiamata a rinnovare le modalità di selezione delle future matricole. Fin qui le analogie. Poi iniziano le differenze. La prima, l'introduzione di posta prioritaria, è stato un pieno successo. La seconda, la riforma dell'accesso a medicina, odontoiatria e veterinaria, sembra non aver soddisfatto le attese. La domanda allora è: come spiegare esiti così diversi? Partiamo dal caso di posta prioritaria. Nel caso di Poste Italiane, la ristrutturazione è stata impostata come un problema di funzionamento del sistema, da cui far discendere anche un cambio di strategia e posizionamento dell'azienda. Così facendo, il punto di avvio diventa lo studio e il ridisegno del processo di gestione della corrispondenza, raccolta, smistamento, instradamento, recapito. Posta prioritaria emerge come risultato di questa analisi e non come il punto di partenza. Prima dell'introduzione ufficiale, il nuovo assetto operativo viene testato in condizioni reali. La rete è messa sotto osservazione per diversi mesi, utilizzando volumi significativi e sfruttando in modo selettivo le fasce orarie notturne, quando gli impianti di smistamento sono meno saturi e il sistema può essere stressato senza interferire con i flussi ordinari. Questo consente di verificare tempi di attraversamento, capacità degli snodi logistici e tenuta delle sequenze operative. L'emergere dei punti in cui si accumulano le inefficienze che compromettono il servizio orienta interventi mirati per rendere il processo più lineare ed efficace in attesa di estendere il servizio all'intera rete. La logica sottesa al progetto di innovazione è stabilizzare il processo prima di aumentarne il carico. Separando i flussi, differenziando i trattamenti e presidiando i nodi critici, è possibile rendere ripetibile e controllabile il nuovo assetto. La conseguenza è tener confinato al proprio interno il rischio che l'idea di innovazione non funzioni, per poterlo gestire con strumenti operativi e decisionali adeguati. Il 14 giugno 1999 viene emesso il primo francobollo di posta prioritaria. Il successivo 21 giugno il servizio appare nel tariffario postale e viene offerto in forma estesa all'intera cittadinanza. Quando posta prioritaria entra in funzione, il sistema non sta iniziando a funzionare, ma sta solo aumentando il proprio carico su una struttura già collaudata. In termini organizzativi si parla di sandbox. Letteralmente è la sabbiera dei bambini dove si può provare a costruire, a sbagliare e a disfare senza fare danni. Quindi non è una simulazione, ma è una sperimentazione reale in un perimetro definito, con regole diverse da quelle usuali, con un rischio contenuto, con risultati osservabili e con azioni correttive più semplici da trovare e da applicare. È l'approccio ideale che si adotta nei sistemi complessi, dove ci sono molte interdipendenze e dove gli eventuali errori si pagano caro. Nel caso dell'accesso a medicina, odontoiatria e veterinaria, il processo sembra aver preceduto la sua stessa validazione. La tanto attesa riforma è stata presentata come più formativa e capace di superare le criticità del vecchio test, spesso considerato svincolato dal rendimento degli studi, ma è entrata in funzione senza una vera fase di prova in un ambiente protetto. Il sistema è stato messo sotto stress immediatamente su larga scala. Di fatto, migliaia di aspiranti medici e loro famiglie sono diventati collaudatori involontari di un meccanismo non ancora testato.
Come nello smistamento della posta, anche l'accesso a medicina avrebbe invece richiesto di scomporre il processo, di analizzare ogni fase, di sperimentare, di correggere i punti inefficienti e di stabilizzarlo. Se le prove di accesso, uguali in tutte le sedi, servono contenuti standardizzati, metodi didattici mirati, formazione ad hoc per il corpo docente impegnato in questi specifici insegnamenti. Tutto ciò non è stato fatto. Se invece si fosse agito così, oggi forse non saremmo qui a discutere della vulnerabilità del nuovo modello. Il punto non è che privato e pubblico sono diversi, non è stabilire se la selezione sia giusta o sbagliata e nemmeno tornare nostalgicamente al passato, ma è prendere atto che quando si cambiano le regole di un sistema complesso, la qualità del risultato dipende molto dal modo in cui si governa il processo. Insomma, c'è posta prioritaria anche per le riforme.